non sarà un'avventura, non può essere soltanto una primavera, questo amore. Come tutti gli anni ci troviamo carichi di emotività, ma anche di obiettivi. Gli obiettivi sono qualcosa che dobbiamo avere sempre, altrimenti ci manca quel pepe che ci deve dare quella voglia di arrivare in fondo e arrivare in una certa maniera, ma arrivare anche dimostrando e orgogliosi di essere giocatori dell'Albignasego e di essere di esempio per i ragazzi. Abbiamo una grande serbatoio dietro di noi, qua abbiamo una piccola rappresentanza, però è importante che noi diamo degli esempi e che diamo un obiettivo anche per loro. Giocare in prima squadra deve essere anche per loro qualcosa di importante. È vero, siamo una prima categoria, non siamo esattamente la Serie A e nemmeno categorie molto più elevate di dilettanti, però credo che in campo ognuno di noi deve dare un po' di professionalità. E se facciamo le cose fatte bene e ci divertiamo, sono convinto che anche i pesi, i sacrifici incidono meno. Per cui, secondo me, abbiamo tutte le premesse per poter fare un bel campionato, fare un bel gruppo e stare insieme sapendo che da parte vostra c'è una società e una dirigenza, quando c'è bisogno è a vostra disposizione. È una scommessa nuova, è una scommessa che faccio io e che fa il nuovo mister, del quale sono assolutamente convinto, e quindi dobbiamo fare in modo di dare e di lasciare un segno. Non voglio nascondermi dietro un dito come ho fatto gli altri anni. Queste squadre nascono perché vogliamo crescere di categoria, è inutile che ce lo nascondiamo. Quindi diamoci da fare tutti, voi in campo e noi dalla parte, diciamo, del retrobottega, cercando di darvi tutto quel supporto che serve. Vi posso dire che quest'anno cominciamo con l'allenatore che è Paolo Antonioli, il secondo che è Roberto Bortolotto, abbiamo il fisioterapista che è Schiavon Andrea, il preparatore dei portieri Yuri Salvò, Turco Antonio è il dirigente, Maniero Luca è il dirigente accompagnatore, ma anche quello che fa lo sbandieratore del segnalino. Poi cominciamo con la squadra vera e propria. Ruffato Daniele è portiere. Delizio e Nicola è l'altro portiere. Cavestro Marco difensore. Donà Mattia difensore, Scarabello Alberto difensore, Muzzolon Carlo difensore, Massagrande Luca difensore, un bel ritorno perché lui ha calcato già da Mo, Maniero Nicola difensore, poi abbiamo Lazzarini Gianluca difensore, Gallinaro Luca, difensore, mi manca qualche non passa anche Scaravagli, il Marco, difensore. Adesso arrivano anche gli altri adesso. Bocrati Alessandro, centrocampista. Menedì Tommaso, centrocampista. Salvò Giacomo, centrocampista. CB Andrea assenta perché ha visto bene di rompere sul piede. Carpanese Giacomo, centrocampista. Serra Mattia, centrocampista. Michelotto Pietro, centrocampista. Poi abbiamo Niselli, Gianluca che è attaccante, un bel ritorno. Gasparello Guerino, scusa Gaspar. Gaiazzo Andrea, Zanella Jacopo e Valle Davide, tutti attaccanti, quelli che segnano così. Quest'anno, oltre ad avere la presentazione della prima squadra, che è una cosa importante, abbiamo anche il piacere di avere per la prima volta gli amatori. Città di Albignasego.
che hanno esperienza e sono, intanto c'è il mio co-presidente Donà. Bravo! Poi di fatto diciamo la squadra è più un cantiere, ma abbiamo delle certezze che sono Tiso Stefano che è il mister, Volpin Davide che è giocatore e vice, poi abbiamo i dirigenti che è uno di questi Galinaro Fabio che è all'interno anche del nostro direttivo, Grigio Andrea, e poi abbiamo anche l'addetto stampa che è Marco Cecchinato. Pirelli che è dirigente assoluto. Ragazzi, adesso abbiamo fatto le premesse, voglio fare un'ultima cosa a quale ci tengo in maniera particolare, vorrei vicino a me il sindaco di Albignasgo. Ho una persona cara alla quale oggi, tanto compie gli anni, e che è il mio fratello. Noi abbiamo il piacere, e anzi l'onore, di acclamarlo presidente onorario dell'Albignasgo Calcio. Un saluto a tutti da parte mia e di tutta l'amministrazione comunale. Gli inizi sono sempre belli perché sono sempre pieni di aspettative e spero che siano aspettative di vittoria. Diciamo che, come diceva il Presidente, è importante ottenere risultati grazie ad una squadra, che non è solo la squadra che compone la prima squadra dell'Albignasgo Calcio, gli amatori, ma è la squadra e questa grande famiglia dell'Albignasgo Calcio, dal Presidente al nuovo Presidente onorario, a tutte le persone che mettono il loro tempo a disposizione di questa società sportiva, perché se questa società sportiva è il fiore all'occhiello di Albignasgo, è il punto di riferimento dei giovani di Albignasgo, è grazie al Presidente e alla sua fantastica squadra. Quindi un applauso grande a Fabio e complimenti a tutti e mi raccomando, come diceva prima Fabio, date l'esempio ai più giovani, perché i più giovani guardano voi e quindi un esempio di lealtà sul campo e anche un esempio di risultati positivi, perché sono importanti anche quelli. Grazie e buon lavoro a tutti. Abbiamo anche il vice sindaco che è anche un ex calciatore. L'unica cosa di cui sono amareggiato è che non mi abbia chiamato a fare il portiere neanche quest'anno. Io ci speravo, ma neanche quest'anno mi ha dato questa opportunità. Che dire, io ringrazio tutti voi, ha già parlato molto bene il sindaco. Vado a ribadire il lavoro che ha fatto fino adesso. Sì, sono vice sindaco, continuerò, ringrazio il sindaco che mi ha lasciato la delega allo sport. Ho fatto 8 anni di assessore allo sport e con piacere e impegno continuerò a farlo. Ricordo sempre, ecco, per chi anche arriva adesso a calcare il campo di Albignasgo, che grazie, insomma, un po' la storia la sapete, ho visto anche qualche ritorno di Luca Massagrande, che quindi ha riconosciuto, insomma, ha conosciuto anche i tempi, insomma, della Serie D. Però devo ringraziare il nostro Presidente, che è il Presidente, mi permetto di dirlo, Fabio, perché innanzitutto Presidente del territorio, che è riuscito dalle ceneri a ricreare entusiasmo, passione e aggregazione con un grande staff che è qui, che ringrazio. E di buon auspicio che ci sono gli amatori, insomma, che ho avuto l'onore di premiare campioni provinciali, che sa che portino bene anche qui ad Albignasgo. Qui c'è tanta veramente passione, vi auguro un in bocca al lupo a tutti voi e naturalmente mi permetto di dire, come anche noi siamo stati vincitori, come sempre il lavoro paga, quindi fate vedere sul campo, ecco, parlerà il campo. Grazie.